Svolta shock a Carbolnia. Due persone sono nel mirino degli inquirenti per l'atroce omicidio del 53enne Giovanni Musu, ucciso a coltellate e dato alle fiamme. Il corpo di Musu è stato ritrovato nel parco di Rosmarino, a Carbolnia, sabato notte. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Iscriviti e lascia un like per non perdere i prossimi sviluppi su questo atroce delitto a Carbolnia e sostenere l'informazione sulla nostra Sardegna. L'uomo è stato colpito da numerose coltellate, di cui una fatale al collo, prima che l'assassino cercasse di cancellare i resti appiccando il fuoco. Un dettaglio atroce che descrive una violenza inaudita. Ma cosa ha permesso agli investigatori di restringere il campo così velocemente? Grazie all'analisi dei tabulati telefonici e ad alcune testimonianze chiave, il PM Danilo Tronci ha individuato due sospettati. Al momento non sono ancora formalmente indagati, ma la loro posizione dipende da un fattore decisivo, il DNA. Un parco cittadino trasformato in una scena del crimine, una vita spezzata in modo brutale. È un colpo al cuore per la comunità. Le indagini del RIS sulle tracce biologiche sono decisive per confermare i sospetti sui due individui individuati. Secondo te, cosa sta succedendo alla sicurezza nelle nostre città? Fatti sentire nei commenti, lascia un like e iscriviti per restare sempre aggiornato sui fatti dell'isola. Grazie di cuore per avermi seguito. Passa una bella giornata e a presto.